E poi sentire... Anche questa, mica avevo parlato anche in quell'altro nastro delle ordinazioni, ma a me è successo qua. Vedere uno che ti entra dentro tranquillamente che ti dici 2 fanfani al Polo Nord, adesso neanche, guarda, cosa il vol stomato? Voleva 2 nani ghiacciati, ti capisci? 2 nani ghiacciati, 2 fanfani al Polo Nord, per non parlare dei playboy da bar. Non so se voi avete l'idea, il playboy da bar, quello che viene, che butta l'occhiata intorno così, no? Indifferente, no? Che a un certo punto li vedi sentata là in parte, una con un bel visetto, signorina, posso offrirle un long drink? Long drink? Grazie, ben gentile. La che sta. C'hanno il solito. Cosa? Sono sempre spritz, Dio povero. È il solito, questo con quell'aria, è vero? Il solito comincia, è il solito, e mi guarda de brutto, e niente che fa lo slons, l'altro che mette un po' di roba, ecco signore prego, e il matto che si prega, signorina prego, vede che sta baba insomma la che sta un poco, dopo un po' che gli senta potrei accompagnarla a casa, grazie ben gentile, la si è fatta qua, prego signorina venga si alzi, la si alza la più grossa delusione della sua vita, non la che aveva le gambe di legno la baba, ma gambe di legno, mica quelle della Rizzoli, sono 2 zocchi proprio, quei zocchi, proprio 2 zocchi, la camminava così, tum, 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 tum. Sto matto che la vedi, che figura che faccio c'ho in via Matteotti qua, mamma mia. De sera che era, la porta fuori del bar, primo portone subito attaccato qua, quella del tabacchino, capisci? La butta dentro in sto portone, la metti in un canton, un zocco su una spalla, un zocco su quell'altra, che fa il lavoro veloce, tanto per finire, sul più bel che sta facendo il lavoro, non si verge il portone che entra il gelataio, entra dentro, io povero che te le ho viste tutte nella vita, ma che anche le cariole mai, l'hai visto, non so che puttana fa, tremende che capita là ragazzi, mamma mia, ma è la verità, e a forza di frequentare oramai questo bar, mi ho fatto una specie di piccola abitudine, oramai alle marche dei liquori e cose. Tant'è vero che poi una mattina mi sono svegliato per la voglia di voler scrivere qualcosa, la voglia di voler fare una... E cosa che ho fatto? Ho fatto una storia d'amore molto spiritosa, nel senso che lo spirito c'entra sul serio. Infatti, questa è la storia d'amore tra Johnny Walker e GB. Johnny Walker e GB si erano conosciuti una sera di Inver House alla terrazza Martini durante un cocktail. Simpatizzarono, si diedero appunto MS per il pomeriggio del giorno seguente. Si trovarono al Park Gate dove cavalcarono un White Horse. A sera furono invitati a casa di Lord Jim dove giocarono a Black and White. Verso le 2 del mattino lui la portò nell'alcolova di suo cognato, tale Rémy Martin. Dopo aver fatto insieme qualche ballantine, ancora, lui le disse: sei amarevole, sposiamoci, vieni a conoscere i miei, disse lei, e conobbe la madre, una vecchia romagna in etichetta nera, che per creare un'atmosfera gli attaccò un lunghissimo bouton. E conobbe anche lo stravecchio suo padre e la sorella di costui, tale Marie tipo Brizar, vedova Clicquot, risposata in seconde nozze con un cecoslovacco, certo Zabov. Al mattino seguente si recarono in gita in Champagna, ma durante il tragitto un barbon tedesco travolse GB. Johnny Walker gli avrebbe spaccato la vernaccia e rotto lo zibibbo, ma il tedescone si scusò prontamente dicendo bitter, non l'avevo vista. Ma lui, vedendola così branca in volto e con l'occhio di cristallo, per un attimo pensò che fosse Fernet. Ed un lacrima Cristi gli solcò la gancia. Fortunatamente il dottor Zignago diagnosticò che si trattava solo di gamba rotta. Filavano di perfetto amore e quando Johnny Walker si allontanava, GB era guardata a vista dal fedele cane Bracchetto, il quale scacciava tutti i bisleri che si facevano d'incontro gridando Brauerei. Ma Glenn Grant, un americante ex fidanzato di GB,
che da tempo le faceva una courvoisie spietata. La fece rapire da 2 negroni. La portarono nel Grand Marnier di King Edwards, un re fosco che faceva civa stantera brutta. La bella, grazie. La bella era guardata a vista da uno stock di 84 armigeri vestiti in rosso antico, ma fortunatamente una buona damigiana di corte udì i chianti disperati della bella. Ed allora, tramite il maggiordomo cinese pederasta tale Cinz Ano, fece sapere a Johnny dove si trovava la bella. Johnny partì immediatamente sul suo Cathy Sark con alcuni campari. Arrivarono di buon mattino al porto, scesero in 18 sull'isola Bella. Tutto andava per l'optimum, quando l'unicum crodino della compagnia inciampò in una sambuca in modo rabarbaro e batté la zucca e restò demisecco. Johnny Walker era verdicchio per il pastis combinato da quel crodino, ma fortunatamente un fitto nebbiolo calò nell'isola. Ed allora Carpano risalirono la china, passarono sotto a un pontassieve, arrivarono al castellino e finalmente Johnny Walker e King Edward si trovarono di fronte. Brutto vermouth, gli disse Johnny Walker. Gli diede un terribile gancia americano alla menta e lo stese a terra. GB, potrei finalmente riabbracciare l'amabile Johnny. La data delle nozze era stata fissata per l'8. Erano le V5, presto la gallina avrebbe fatto il VOV. Fu chiamato a celebrare le nozze Don Byron. Gli amici li guardavano. Erano inteneriti, lei era tutta fresa e spumante, in biancosarti vestita, mentre Johnny Walker, in grigio verde, aveva il fuoco nelle vene. Gli amici, dopo essersi rinfrascati, si allontanarono e li lasciarono soli in camera da letto. E qui esplose l'amaro di Johnny Walker. La guardò fissa negli occhi, le disse: sei bonarda e anche soda. GB restò ben presto senza Moët Chandon. E fu così che tra un cin-cin e l'altro vissero felici e contenti, circondati da tanti whiskini.